Mi sono spacciato per Niemann e ho vinto la partita. Ciao amici di Mazzo Scacco, oggi veramente video delirante. Succedono di quelle cose quando si gioca online che sono al limite dell'immaginabile. Vi sarà sicuramente capitato di fare qualche partita su chess.com. A me piace molto giocare Blitz 3 minuti perché ho bisogno di velocizzarmi, che sono un po' lentone. E che cosa succede? Che veramente vi sarà sicuramente capitato che a un certo punto l'avversario chatta. Trovi alcuni avversari che sono molto carini, che scrivono good game, buona partita, good luck, buona fortuna, e trovi quelli che ti insultano, i famosi antisportivi, che sono poi il cancro di ogni sport e degli scacchi. E allora vieni con me perché ti faccio vedere la chattata che ci siamo scambiati mentre giocavamo a 3 minuti. Cioè, tu hai idea di cosa significa giocare senza incremento e dover continuare a chattare e rispondere? Io poi, a me veramente fa tanto sorridere questa cosa, quindi gli ho dato gli ho dato corda e ti faccio vedere anche qual è il modo migliore per rispondere a questi personaggi, perché è il modo migliore per stroncarli. Andiamo. Allora, ok, qui ho giocato, ho perso la prima partita terminata, ho perso 10 punti contro questo ragazzo francese. Seconda partita, inizia la seconda partita e sull'iniziare della seconda partita questo tizio mi dice Italian are very stupid. Gli italiani sono veramente stupidi. Vabbè. E intanto mi scrive son of B, che sarà bitch, figlio di puntini puntini. Così, senza dir nulla, io non rispondo. A un certo punto, partita terminata, il mio punteggio sale di +7. Una partita che ho vinto sul tempo e quindi ero felice, no? Tipo con 30-40 secondi di vantaggio. Ma la chattata è continuata. Andiamo giù perché dopo che ho vinto per il tempo, lui scrive Little B, che presumo sia piccolo, sarà piccolo pezzo o qualcosa, e lui fa hai vinto per il tempo, per il time, e inizia così una nuova partita. L'ultima partita decisiva, l'1-1, inizia una nuova partita. Tra l'altro sta facendo tutto lui da solo, e su questa partita scrive Little son of a, piccolo figlio di puntini, puntini, puntini. E la cosa migliore per rispondere agli hater, per rispondere a questa gente che è malata interiormente, che loro sono lì che si fanno il fegato, tu invece sei una persona tranquilla, che vive una vita felice, senza... E allora io, yeah my friend, gli metto lo smile, la faccina che sorride. E queste cose, ti giuro, che queste cose li fanno impazzire. Cioè, la cosa migliore in assoluto è l'indifferenza, quindi proprio non rispondere. Ma se proprio devi rispondere in modo che loro non si aspettano, che loro vogliono alimentare il fuoco, invece così tu vai a smorzare. Allora lui risponde fuck off, cioè vai a fare in bagno. E io continuo I love you, ti voglio bene, gli dico con il cuoricino, e tutto questo mentre giocavamo, cioè è veramente stato una roba, la dovevi vedere live. E lui me not, io no, io non ti voglio bene. Allora io rispondo con un mega cuore e lui no love, no amore, no amore. Cioè, ma te lo vedi questo qui che è incazzatissimo contro di me, che io così lo prendo in giro, dicevo no, vogliamoci bene, e lui fa no, no love, ma non è finita, andiamo giù, altro cuoricino, lui no, sto male, sto morendo. E a questo punto gli scrivo dai, siamo fratelli, we are brother, faccina che sorride, un po' di... Noi siamo scacchisti, siamo appassionati dello stesso gioco. Lui no, era incarognito contro di me e dice no, no with you, non sono fratello di te, con te. Tu giochi solo sul tempo.
Beh, è una blitz senza incremento, o si vince per lo scaccomato o si vince sul tempo. Cosa ne pensi? Se hai scelto tu, anche tu di giocare blitz, non ti ho obbligato io a giocare blitz senza incremento. E a un certo punto io dico, I'm Niemann, sono Niemann. E dopo avergli detto questo, lui dice, ah ok, sorry, stroncato, basta. Cioè, tutta la sua cattiveria, tutta la sua voglia di rivalsa, tutta la sua... Sono Niemann, dopo Son Lillo esiste anche Sono Niemann e lui, ah ok, sorry, finita, finita. Ma non è finita, la partita purtroppo, chattando, è finita, io gli mando l'applauso e qui lui stava per darmi scacco matto, purtroppo siamo entrati in una partita molto complicata per essere 3 minuti, te la faccio vedere molto velocemente. Io ho giocato molto tranquillo, ho posizionato al centro un cavallo. Ok, siamo entrati in questa continuazione. Ok, qui c'era subito tra l'altro la cattura, una cattura su F7 col cavallo probabilmente. Ok, non la vede, mi dà una chance, gioco G6 e a questo punto gioco D7 per togliere la comunicazione col punto F7. Non saranno le mosse migliori, ma cercavo di avere un guadagno di tempo e in effetti ci sono riuscito perché 1 minuto e 49 contro 57 secondi. Fa questo bellissimo sacrificio che ho dovuto per forza accettare, ma dopo il Re F7 ovviamente entra la donna. L'avevo vista però, sai, a un certo punto devi accettarle queste cose. Ovviamente su alfiere G7 arrivano cose brutte come alfiere H6 e insomma andiamo avanti, la partita si fa sempre più qui, catturo il pezzo così posso interporre davanti l'alfiere e insomma qui cerco il cambio delle donne per alleggerire la posizione, ma niente, qui praticamente la partita si fa sempre più complessa e niente, qui praticamente arriva il matto. Sull'arrivo del matto lui dice ah 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 ah. E niente, partita terminata, vince lui e lui ah 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 ah, ancora io thank you. Ma scusami, ma il mio stockfish ha crashato e per questo ho perso. Sto male, sto male. Io mi immagino adesso che lui sta gongolando, sta esultando per aver vinto e per aver battuto l'italiano. Ragazzi, ma si può vivere così la vita? Beh, tu dimmi se si può vivere così la vita, ma dai. Siamo tutti fratelli, con amore, no, no, love, no, love. Che spettacolo, veramente mi sono fatto delle grosse risate, spero di averle fatte fare anche a te. Ci vediamo nel prossimo video, ciao.